è chiaro? Sniffa polvere da sparo. Dice che un tipo è capace per quanto impicca il torace, non capisco, ma preferisco Carol. Con l'esilarante performance di Caparezza ha chiuso i battenti a Treviso la nona edizione dell'Home Festival. L'evento, che ha registrato anche quest'anno gli 80.000 partecipanti nonostante i nubifragi, ha già annunciato un decennale di tutto rispetto. Il prossimo anno infatti non sarà più l'ultimo festival estivo in Veneto, ma è il primo ad aprire l'estate nel weekend dal 7 al 9 giugno in zona ex Dogana a Treviso, cui seguirà una seconda data al Parco San Giuliano di Mestre dal 12 al 14 luglio. Ma la vera grande novità di quest'anno è stata la fruibilità alla musica concessa anche ai non udenti, grazie all'idea e all'impegno di due amiche romane, volontarie della Dilis Onlus, che hanno affiancato gli artisti sul palco traducendo alcuni loro brani nel linguaggio dei segni. L'idea è venuta in modo molto semplice. Vedendo il volantino dell'Home Festival abbiamo pensato perché non esserci anche noi e rendere accessibile anche a quelle, le persone sorde del territorio, soprattutto in una manifestazione musicale così importante sia per il territorio locale stesso sia a livello nazionale ed internazionale, e volevamo dare semplicemente il nostro contributo, ma soprattutto far conoscere la lingua dei segni alle persone che ci hanno guardato questa sera, agli artisti anche, e anche far vedere il valore artistico in sé della lingua dei segni. Come è stato preso questo progetto dagli artisti? Come poi vi siete rapportati a loro e come vi siete preparati? Abbiamo avuto una risposta molto positiva da parte degli artisti. Noi veniamo già da un'esperienza insieme ad Ermal durante un suo concerto nel suo tour estivo e gli artisti sono molto sensibili anche a questo tipo di iniziative, soprattutto quelle che riguardano il sociale e la comunicazione fondamentalmente. E certo, in questi casi, essendo un festival comunque così grande, i tempi sono sempre un pochino stretti, quindi abbiamo sudato abbastanza affinché arrivasse tutto in modo preparato e pulito. Qual è stato l'artista con cui vi è piaciuto di più collaborare? Assolutamente Francesca Michelin, già mi piaceva prima di tradurla, dopo averla tradotta ho visto anche un po' di più il suo reale valore artistico. È stato un piacere, non solo un lavoro ma proprio un piacere tradurla. Per me probabilmente lo stato sociale, ma anche Mr. Rain, perché comunque include anche un nuovo genere che magari nella lingua dei segni è stato tradotto veramente poco. Comunque sono generi moderni che coinvolgono le nuove generazioni e quindi anche la lingua dei segni va di pari passo alla fine con le mode del tempo, insomma. Quindi abbiamo voluto comunque collaborare con questi artisti giovani che portano tanta novità, tanta energia sul palco, e devo dire entrambi. Ed è arrivata in seguito a questa collaborazione una proposta a partecipare a qualcuno dei loro concerti? Per adesso non è arrivato nulla, però noi ci speriamo, anche perché comunque l'interprete di lingua dei segni non toglie niente al cantante anche a livello visivo, insomma, e sarebbe veramente un regalo per tutte quelle persone sorde che effettivamente non si sono mai godute un concerto. Quindi noi siamo qui per questo e se ci vogliono noi ci siamo e siamo pronte. Insomma, è sempre qualche fan in più che portate. Beh, sì, sicuramente.